Il pilota aveva inviato l'SOS alla torre di controllo dell'aeroporto di Asiago per un'anomalia riscontrata durante il volo, ma l'aereo, portato da un 48enne tedesco al cui interno si trovavano altre 3 persone, non è riuscito a raggiungere la pista per l'atterraggio ed è precipitato poco distante, proprio sulla strada nella zona di via San Domenico. Un atterraggio duro, come si dice in gergo tecnico, ovvero molto brusco, ma il pilota ha davvero evitato il peggio. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni passanti che hanno aiutato i passeggeri a uscire dal mezzo. Per il pilota, rimasto incastrato, si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal locale di staccamento che l'hanno estratto dalle lamiere. Gravissimo il 48enne, trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverato in rianimazione. Feriti, anche se in maniera lieve, 2 dei passeggeri, mentre il terzo versa in condizioni più serie. Tutti e 3 sono stati portati al nosocomio di Asiago per accertamenti e cure. A causa dell'urto violento con il terreno, l'ala contenente carburante si è pesantemente danneggiata e si è verificata una perdita di cherosene. Per questo, oltre ai pompieri, anche personale dell'ARPAF per eseguire gli accertamenti del suolo. Sul posto anche polizia locale e carabinieri.